Ed eccoci qua, cari telespettatori, un altro spazio e da questa settimana sostanzialmente incominciamo a dialogare anche in prima serata con l'FNP CISL. È importante farlo perché parlare di anziani che devono essere anche tutelati, seguiti, che ci sono tanti aspetti che sono importanti. Perché? Perché effettivamente la qualità di vita è quella che conta. L'FNP ci tiene in modo particolare, ha fatto tantissime iniziative, si sta prodigando su più versanti. Il versante della salute è uno di questi, ma abbiamo parlato e parleremo anche di altre questioni, delle dipendenze, di situazioni pensionistiche, insomma ci sarà modo di approfondire vari temi. Allora, nostri ospiti per parlare di, ma non prendete paura perché adesso vi spiego, comunità attive. Attive vuol dire muoversi fisicamente, fare attività fisica, stare bene, quindi cercare di fare un invecchiamento attivo, ma non soltanto, comunità che in qualche modo si prodigano per far sì che questo possa avvenire, supportate naturalmente dal sindacato. Abbiamo qui in studio Tina Cupani, segretaria generale FNP del Veneto, ben ritrovata. Salve. Segretaria. Maria Trentin della Consulta regionale per l'invecchiamento attivo, grazie. Buonasera. Anche a lei. E il dottor Luca Pellizzari, primario di geriatria all'ospedale Sant'Orso USL 7. Grazie anche a lei, dottore. Fondamentale anche la presenza del dottore, vero segretaria? Perché ci aiuterà a capire che cosa, in massima sintesi, bisogna assolutamente fare per poter invecchiare bene. Voi vi siete prodigati da molto tempo in questo, cercando anche dei finanziamenti, delle risorse per poter far sì che la Regione in qualche modo dia avvio dei progetti. Ci sono dei progetti a questo riguardo? Gli enti locali, territoriali, si sono mossi? Beh, noi abbiamo il piano regionale di prevenzione 2021-2025 della Regione, abbiamo risorse per quanto riguarda il finanziamento della legge, di tutto quello che è il percorso sull'invecchiamento attivo, che comunque qualifica un po' da questo punto di vista il percorso della nostra Regione, quindi non possiamo non riconoscere alla Regione del Veneto un'attenzione anche a tutto il tema dell'invecchiamento, dello star bene, del vivere anche con dignità e con riconoscimento del mondo dell'anziano come una tutela anche rispetto a tutto quello che è il percorso. Abbiamo molto attenzionato nei periodi precedenti tutto il tema della non autosufficienza e su questo noi continueremo a portare avanti quelle che sono le nostre richieste, il nostro insistere nei confronti della Regione di attenzione rispetto a questo aspetto molto delicato della vita non solo dei nostri anziani ma anche delle famiglie. Ma noi siamo anche consapevoli che noi abbiamo un mondo di over 65 in Veneto che è 1 su 4, quindi il 25% dei veneti sono over 65, che una parte di questi si trova in una situazione di non autosufficienza, ma c'è anche una parte molto importante e consistente dei nostri over 65 che vivono in salute e quindi hanno bisogno di avere da questo punto di vista percorsi dedicati, che vivono in una situazione di particolari patologie e da questo punto sono seguiti anche abbastanza con percorsi dedicati anche dalla medicina, dal medico, però c'è quell'altra parte di mondo dei nostri anziani che non ha un percorso riconosciuto di patologie, però ha situazioni critiche e spesso è lasciato a se stesso, quindi non vede un percorso monitorato e un percorso tracciato di tutela. E quindi noi vogliamo ragionare su tutti questi altri aspetti del mondo dell'anziano, che non è non autosufficienza, ma è quella prevenzione, quell'attenzione che noi consideriamo un investimento, perché prevenire vuol dire anche per la sanità pubblica avere meno spese in futuro, perché noi abbiamo sempre detto che la sanità è un investimento e non è una spesa, e quindi chiediamo anche una discontinuità rispetto ad un pensiero che spesso ha accompagnato la nostra lettura dei bilanci in passato.
Prima di passare a Maria Trentin, volevo chiedere a lei, dottore, perché l'ha chiamata in causa la segretaria in qualche modo, e dirimere questa questione ai nostri telespettatori più anziani. È possibile quindi, con uno stile di vita congruo, e che cosa vuol dire, poter invecchiare meglio? O c'è una sorta di ineluttabilità, perché geneticamente sono così, la mia vita è questa, ci sono abitudini, insomma, che cosa deve scattare nella persona, cosa si sente di dire? Allora, sicuramente c'è una componente genetica, però è molto più piccola di quella che comunemente si pensa. Ci sono anche delle malattie genetiche, però noi con gli interventi sullo stile di vita, che sostanzialmente si ritiene che l'attività fisica, una corretta alimentazione e anche curare tutto quello che è lo stress mentale, un corretto igiene del sonno, si riesce a invecchiare molto meglio, con un carico di malattia decisamente inferiore, e dove non si riesce a bloccare l'esordio della malattia si riesce a tardare la sua insorgenza di 5 o 10 anni. Ovviamente prima si inizia, meglio è, perché la prevenzione andrebbe... Ci sono diversi studi che la prevenzione inizia già durante la gravidanza, prima del concepimento, cioè alcune patologie, anche se non sono genetiche, le prendiamo dai nostri genitori. Se noi insegniamo ai bambini tutte queste cose, entrando nelle scuole, si riesce a prevenire. Però, come diceva prima, gli anziani è una categoria eterogenea, vero? Perché, come diceva, da 65 anni adesso è quasi una bestialità dire anziano. 1.167.000, 56% donne, sono gli over 65, cioè una cosa impressionante. Quindi già sopra i 60 anni bisognerebbe incominciare, se uno non l'ha fatto prima, incominciare a darsi una regola. Prima si inizia e meglio è, però non c'è un limite, non c'è un'età in cui non si può esserci un carico di malattia. Ad esempio, se uno arriva, come vediamo, tanti pazienti che sono allettati, lì non si può più fare prevenzione. Però dai 65 anni, se parliamo dei pazienti più anziani o più in là, con l'età si può sempre fare prevenzione, 65, 70, 75, 80 anni, dipende sempre l'obiettivo. Se all'inizio è non far insorgere la malattia, poi è far sì che queste malattie non si complichino. E in ultima, nelle fasi più avanzate, è la qualità della vita, cioè mantenere l'autonomia. Cioè, che sono tutte quelle attività che noi facciamo che poi sono quelle che ci consentono di andare a fare la spesa, di fare le scale, di essere autonomi e non dipendere da nessuno, e questo si può fare anche a 80-85. Ci sono degli errori, dottore, che secondo lei vengono commessi, delle negligenze, degli comportamenti, delle pigrizie, delle abitudini, non lo so, che lei riscontra spesso nei suoi pazienti da geriatra e che si sente di consigliare di non fare, di evitare a chi ci ascolta? Come spesso succede, si parte con tanto entusiasmo e iniziano con attività anche più intense di quelle che potrebbero, e questo fa sì che uno si fermi. Oppure le fanno per i primi mesi e poi smettono. Allora il consiglio è bisogna proprio cambiare approccio, stile di vita. Altri consigli più pratici è che non serve tanto mangiare meno, ma bisogna mangiare meglio. Perché spesso, se no, uno riduce solo la quantità, ma se non ha cultura... E perde il muscolo. E perde muscolo. Perde muscolo, non ha tutti i nutrienti. Anche per fare una corretta alimentazione serve cultura. Cioè non basta dire mangio meno calorie, perché non è solo la caloria che è dannosa, è spesso anche il fatto di mangiare meno verdure, cibi integrali, di non prepararsi da mangiare, che poi il cibo ha anche una socialità, cioè se uno invita delle persone, perché non dimentichiamoci che non siamo solo corpo, siamo anche fatti di mente. Infatti il decadimento cognitivo è un altro problema molto frequente. Esatto, e anche lì si possono applicare le stesse regole, cioè se noi smettiamo di imparare, quando smettiamo di lavorare, anche il cervello si spegne. È come una specie di muscolo. È come un muscolo, anche se non è un muscolo è come un muscolo. Se invece uno continua a tenersi attivo, che
può essere anche imparare a dipingere, imparare a suonare uno strumento. Uno non è che dopo i quadri debba venderli o deve andare a fare un concerto, è per un piacere personale. Però si impara, si possono imparare delle lingue nuove, cioè tenersi o attivi nel volontariato o anche in qualche lavoro. Cioè l'importante è che la testa continui a lavorare, e anche quella, perché il sistema nervoso è plastico, cioè più lavora e più i neuroni si mantengono attivi e tonici. Il disastro, la tomba è il divano. Ecco, lo dica a chi ci segue è abituato al divano e telecomando. Esatto, e mentre la differenza grossa tra un bambino, un giovane e un anziano è che un bambino ha una capacità di recupero infinita. Se sta sul divano una settimana, dopo riparte e ricostruisce tutto. Uno che ha 80-85 anni, se si blocca a ricostruire quel muscolo che ha perso, è difficilissimo. Infatti anche qui le abitudini, quindi scardinare le abitudini. E l'altra abitudine che spesso si vede è che limitano l'attività fisica a quel momento, cioè magari 20 minuti, mezz'ora al giorno, e passano le altre ore della giornata completamente immobili. Invece bisognerebbe sempre fare un po' di attività. Se invece di chiamare un amico al telefono si può fare una passeggiata e andare a trovarlo. Se uno deve andare a fare la spesa può uscire anche 2 volte. Ma le donne sono un po' più attive però. Le donne sono tendenzialmente sono più attive, mentre gli uomini tendono a ponarsi e con tutto quello che poi ne consegue, assolutamente. No, torniamo dopo con lei, dottore. Volevo sentire un attimo dal punto di vista proprio di iniziative. C'è una rete regionale dei comuni attivi. Cosa sono queste comunità attive? Che cosa viene fatto, rilacciandoci a quanto consigliava anche il dottore? Allora, tutte queste cose che diceva il dottore sono cose raccomandate anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sacrosante. Quindi vuol dire che è un problema riconosciuto e che ci sono anche correttivi da porre. Quindi le 4 indicazioni che sono state date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono società attive, quindi comportamenti sociali, gli ambienti attivi, quindi spazi adeguati. Proviamo a pensare ai giardini piuttosto che le piste ciclabili, piuttosto che fare un buon lavoro sulle barriere architettoniche per metterle a posto. Persone attive, quindi quanto diceva il medico, avere la volontà di restare sani e anche liberi di mente, no? Quindi attivi. E poi c'è anche una governance, perché fare piste ciclabili, mantenere manutenzione stradale, curare i giardinetti è una cosa che le istituzioni devono fare. Da questo punto di vista lo Stato italiano nel piano di prevenzione nazionale ha attivato una serie di percorsi, di azioni vere e proprie, fatte proprie dalla Regione e già attive in tutte le nostre USL. Una di queste azioni è proprio quella di spingere i comuni, quindi chi è più vicino al territorio, a creare condizioni adeguate perché le persone possano fare un'attività sana, quindi motoria, in ambienti piacevoli. Quindi seguiti anche. Sicuri, perché se è una strada piena di buche un anziano rischia anche di cadere, sicuri, e quindi anche creare una cultura di prevenzione che a volte manca per tutta una serie di motivi che non indaghiamo oggi, ma che può mancare, perché sei stato poco bene, perché non sei abituato, per tante cose. Quindi, però nei comuni bisogna che ci sia un lavoro corale per allora creare la rete dei comuni attivi, come sta facendo la Regione Veneto, e sta ancora incentivando i comuni perché aderiscano. Vuol dire proprio questo, creare condizioni adeguate perché gli anziani, o tutti, perché può essere anche la passeggiata con un bambino, possano avere luoghi dove praticare attività motoria. Questo è fondamentale. Segretario, c'è un DDL anziani
C'è la legge delega sugli anziani della quale stiamo aspettando i decreti attuativi che entro comunque il mese di gennaio dovranno essere emanati. Quindi siamo prossimi. Sì. C'è una riforma degli ambiti territoriali, la legge regionale sugli ambiti territoriali sociali, che doveva essere definita come percorso entro dicembre, ma slitterà a gennaio, e quella tratterà del welfare di comunità, quindi il riconoscimento dei bisogni delle persone e la definizione anche rispetto a dei diritti dei percorsi legati al welfare di comunità. Che tradotto vuol dire? Vuol dire attraverso i comuni in rete gestiscono tutti quegli aspetti che riguardano il sociale e il sociosanitario, quindi quel sociale legato al mondo della sanità, per far sì che situazioni che riguardano gli anziani, il benessere degli anziani, il definire percorsi che vadano incontro anche a tutto il mondo dell'anziano, quindi dicevo prima non solo non autosufficienza ma anche il benessere, questo dovrebbe essere definito attraverso una legge che ne definisce contenuti, modalità e obiettivi. E finanziamenti. I comuni e finanziamenti, no, i finanziamenti sono importanti perché si collegano al PNRR missione 5 e missione 6, quindi qua siamo in un contesto in cui i finanziamenti ci sono. E più si accelera sulla definizione di queste reti fra comuni che lavorano e utilizzano e progettano percorsi a favore appunto per noi del mondo degli anziani, a favore del sociale, quindi prima si fa e meglio è, perché il problema della legge delega sugli anziani è che definisce obiettivi e percorsi e decreti attuativi ma non ha risorse dedicate, ma che invece ci sono nel PNRR missione 5 e missione 6. Quindi sono due situazioni parallele che noi ci auspichiamo vengano definite sia a livello nazionale in tempi veloci, i decreti attuativi per poter utilizzare i fondi del PNRR, e sia a livello regionale con la definizione di questi ambiti territoriali, perché essere in rete vuol dire fare economie di scala, vuol dire saper progettare con modalità e contenuti che hanno una visione di più largo e lungo respiro, e quindi è un po' rafforzare tutta quella che può essere l'azione dei comuni in rete a favore degli anziani, insomma, a favore di tutto il mondo del sociale. Una piccola precisazione, se mi permette, sul ragionamento che faceva prima il nostro medico. C'è la grossa difficoltà degli anziani soli, però, di quegli anziani soli e di quegli anziani poveri. Quelli poveri che non possono permettersi un'alimentazione come il nostro medico suggeriva, e quelli soli che, lasciati a se stessi, mancano di quella socialità che a volte è anche vita. Tanti, infatti. Allora, sappiamo, dottore, che tra l'altro se viene fatta un'attività fisica di un certo tipo, un certo stile di vita, che vuol dire avere anche una cultura, come diceva la segretaria, tra le altre cose, si può ridurre l'apporto di farmaci. Assolutamente. Cioè, questo è molto importante, tra l'altro, perché l'eccesso di farmaci crea anche una dipendenza, ma non sempre fa bene. Però come fare a raggiungere quei target che avrebbero più bisogno di quello di cui lei sta dicendo? Perché c'è questo problema di che non sono a casa, non hanno modo di... Sì, forse noi adesso come la televisione li stiamo raggiungendo, infatti tanti dicono ma queste cose non vengono dette, magari vengono dette in consessi che queste persone non possono raggiungere. Guardi, tanto per sostenere quello che diceva, un esempio classico è successo col Covid. Al di là dei decessi che ci sono stati per il Covid, vediamo quotidianamente in ambulatorio, nelle corsie di ospedali, dei pazienti che ti dicono: sa, per me c'è stato un prima del Covid e un dopo il Covid, ma non tanto perché l'avessero preso, non per l'infezione, perché prima avevano qualche rapporto sociale, andavano a messa, andavano a qualche circolo, uscivano di casa e si sono trovati mesi chiusi in casa, e questi li ha distrutto. E non hanno più ripristinato i rapporti, le abitudini. Questo serve comunque, secondo me, un supporto da parte anche dei comuni. È come quest'estate, quando si diceva c'è caldo, gli anziani state in casa. Sì, però se uno passa 3 mesi in casa è deleterio. Allora non è che uno debba uscire con 40 gradi, però magari trovare
qualcosa anche a livello dei comuni perché o dei giovani o dei volontari o delle persone vadano a trovarli, gli portino la spesa, cioè che abbiano un contatto sociale, perché poi se uno è stimolato a livello sociale, cioè è stimolato cognitivamente, ha più voglia di fare esercizio, e se no uno si lascia spegnere, Infatti. si lascia andare, mette tutto sull'off e tu puoi dirgli quello che vuoi, fai attività fisica, fai tot attività fisica, ma se non ha un interesse che è legato tanto, secondo me, alla socialità, è legato tanto all'essere inserito in un contesto sociale, e questo è un problema enorme, è un problema proprio sociale al di là che sanitario. Ecco, infatti allora chiedo o a lei segretaria, perché un po' mutuo le domande di chi ci sta seguendo. E dice: benissimo, ho capito tutto questo, ci sono questi finanziamenti, c'è un DD, una legge, il medico consiglia questo, eccetera. Io sono a casa, ho una pensione abbastanza bassa, cosa faccio? Vado al sindacato, vado in comune, chiedo cosa, cioè molto praticamente, cosa può fare? Vado all'USL e chiedo di un progetto per rendermi attivo, cioè le persone molto praticamente dicono: che cosa posso fare? Ma Bettina? No, fa tu. Io penso che intanto alcuni punti di riferimento ci sono, e sono gli assessorati al sociale che ci sono in ogni comune. E quindi andare in comune, chiedere all'assessorato sociale. Uno può rivolgersi al comune e dire: io sono in questa condizione, cosa posso fare? Quindi un aiuto dovrebbe trovarlo. Tra l'altro, se si parla con gli assessori comunali, normalmente ti dicono: sì, noi intercettiamo una fetta di persone, ma se non ci vengono segnalati i casi, non ecco. Quindi diventerebbe importante avere una rete capillare di monitoraggio che dovrebbe essere fatto dal buon vicinato, se volete, dal buon vicinato, ma dovrebbe essere anche istituzionale, perché non esiste un luogo dove si monitora veramente il bisogno di queste persone. Lo pensiamo, lo immaginiamo, però ecco. Quindi da questo punto di vista un po' ci lavora la legge regionale sull'invecchiamento attivo, quindi le associazioni, però sicuramente con un invecchiamento della popolazione, col trend che abbiamo, io credo che bisognerebbe anche, fra virgolette, inventarsi un sistema molto più capillare, un po' controllato da un punto di vista di qualità, magari avendo delle sentinelle territoriali, con un po' di formazione, ecco. Quindi qualche casa di riposo nel territorio sta pensando e provando a vedere se nel territorio può fare qualcosa in più e non solo dentro. Sì, assolutamente. Ecco. Però bisognerebbe che ci fosse un pensiero un po' più largo, un po' più aperto. Secondo lei il sindacato può interferire in questo, cioè entrare a contatto più facilmente con certe persone? Avete gli strumenti? Noi abbiamo due modi. Il primo è quella di prestare ascolto a tutti quelli che si avvicinano nelle nostre sedi, perché il sindacato, anche attraverso il patronato, è un punto di riferimento per chi ha delle necessità e dei bisogni e trova non solo una modalità, un aiuto per lo svolgimento di pratiche burocratiche, ma anche un ascolto. L'altra grossa fetta di azione è quella del volontariato del terzo settore. Noi abbiamo anche collegata al mondo della CIS e all'Anteas, abbiamo tantissimi volontari che offrono servizi, che danno proprio il senso della prossimità, dell'essere vicini a chi ha queste necessità, quindi c'è sempre questa progettualità che cerca di andare incontro, però lì aiuta molto il passaparola, l'aiuto del vicinato. Un segretariato sociale sarebbe in tutte le realtà, tutti i comuni, sarebbe il massimo del risultato per essere vicino. Poi noi abbiamo un ruolo importante nella contrattazione sociale territoriale, comuni, esatto, e quindi essere lì ai tavoli con i comuni a discutere insieme su come gestire, partendo, come diceva Maria, dai bisogni. Perché ma infatti bisogna che le persone
non hai la mappatura dei esatto. bisogni, non sai nemmeno verso dove indirizzarti. Noi li abbiamo, noi siamo consapevoli, noi abbiamo conoscenza dei bisogni, possiamo essere di supporto ai comuni, però in quei tavoli si possono costruire insieme percorsi importanti, comunque avvicinarsi il più possibile, cercare di trovare le persone che ti ascoltano, e ce ne sono, però c'è un ruolo importante anche degli assessorati dei comuni, anche lì almeno secondo il nostro punto di vista anche il ruolo dell'assistente sociale deve essere un po' riscritto. È compreso meglio, come anche il ruolo del geriatra che a volte spaventa l'anziano, perché come raggiungere una consapevolezza che sei anziano, no? Sì. Vero? Sì, nessuno vuole diventare l'anziano, ma tutti sperano di poter invecchiare. E invece che ruolo ha il geriatra? Allora, il geriatra ha il ruolo fondamentale è trattare le comorbidità, cioè le patologie che spesso nell'anziano si presentano più di una patologia e tutte assieme, perciò trovare un equilibrio fra tutte le malattie. L'altro ruolo fondamentale è tutto quello della gerontologia, cioè studiare tutti i processi di invecchiamento, che questa è la parte più affascinante. C'è un sistema sanitario che è fondato sul pronto soccorso. Ancora adesso purtroppo è un sistema vecchio, noi li aspettiamo che si ammalino. E quello è quello che fa il geriatra. Di solito arrivano con tante patologie, si tratta la patologia acuta, si sistemano le patologie croniche, si cerca di dare un indirizzo terapeutico. La parte più carina è quella di prendere, prima che si ammalino, prima che la patologia, e questo se ne occupa la gerontologia, cioè il studio dell'invecchiamento e di come si crescono e si manifestano le malattie. Perciò il ruolo altro del geriatra è quello di essere inserito anche in un contesto sociale, cioè che può essere anche, se può sembrare assurdo, entrare nelle scuole, cioè parlare ai bambini di come si può invecchiare bene, di cosa devono fare da piccoli e come possono stare vicino ai genitori, ai nonni, ai bisnonni, perché anche lì purtroppo con la società di adesso una volta avevamo le famiglie costruite da 5, 6, 7, 10 persone, adesso spesso sono 2 persone, 3 e si è perso tutto questo supporto che era la famiglia. Come diceva prima, c'è il vicinato, ma non sempre il vicinato se ne occupa. Sicuramente, visto che sono così tanti gli anziani, non devono neanche demordere, devono far sentire la loro presenza, perché come diceva prima, se è un anziano che va dall'assessore, poco fa, ma se sono 100, se sono 1000, hanno un peso. E allora anche i fondi vengono distribuiti anche per sostenere chi ha lavorato una vita, chi ha costruito, diciamo, l'Italia e per far passare gli ultimi anni della loro vita in maniera degna, decorosa e inseriti in un contesto sociale. E non solo per loro, perché comunque sono una risorsa. Sono risorse per la società a livello culturale, ma anche lavorativo, cioè si possono essere inseriti. Un bambino che cresce vicino a un nonno, secondo me, cresce meglio. Infatti c'è anche un'integrazione di culturale importantissima. Siamo giunti al termine, il tempo vuole, ci sarebbero anche tante altre cose da dire, ma saranno tra i vari capitoli, perché secondo me questo è un tema che andrà ripreso. Quindi un consiglio alla luce di tutto questo, segretaria, velocissimo. Beh, a chi governa di prestare particolare attenzione anche all'invecchiamento della popolazione, che sia un invecchiamento in salute e in benessere, e soprattutto tenendo conto del trend demografico, capire che è un investimento e quindi risorse da dedicare all'interno di progetti che devono essere mirati e attenzionare anche chi è anziano ma sta bene e quindi ha bisogno di essere aiutato a prevenire eventuali situazioni di criticità del futuro. E quindi stimolare, insomma, sostanzialmente.
Io vi ringrazio Tina Cupani, segretaria generale FNP del Veneto, Maria Trentin della Consulta regionale per l'invecchiamento attivo e del supporto medico-scientifico del dottor Luca Pellizzari, primario di geriatria ospedale Sant'Orso dell'USL 7. Grazie anche a lei, dottore. Cari telespettatori, allora speriamo che almeno qualche messaggio, qualcosa sia arrivato. Dovete scardinare le vostre, se ci sono, insane abitudini molto sedentarie e cambiare il modo di concepire la propria vita, perché poi starete meglio, di fisico ma anche di testa. Prima lo si fa, meglio è. Buon proseguimento, buona serata naturalmente, grazie all'FNP CISL di aver partecipato, averci dato questo supporto anche culturale e informativo. Noi ci vediamo presto.